Mostrare, inquadra un po' meglio. L'ho fatto il mese dopo che purtroppo Re Diego ci ha lasciato, e volevo dire che non sono proprio d'accordo con il tifoso che poco fa ha parlato, perché loro non soffrono, perché soffriamo noi che a fine mese non possiamo pagare le bollette. Loro vanno a Capri, vanno a fare i viaggi, solo chi aveva i prosciutti davanti agli occhi non capiva che la squadra non voleva andare in Europa quest'anno. Allora io dico anche da parte vostra, che fate un lavoro quotidiano, è arrivato il momento di scoprire il vaso di Pandora, cioè dobbiamo dire le cose come stanno, perché ragazzi è palese, non mi venite a dire che ci hanno provato, hanno fatto. Signori cari, noi abbiamo assistito a una partita qua che dovevamo vincere, all'ultimo minuto Ngong, invece di prendere la palla e battere subito il calcio d'angolo, alzava il pubblico così. Devi battere subito il calcio d'angolo. Cioè, come si fa a non vedere che i giocatori non volevano andare in Europa? Sarà successo qualcosa? Oggi si è capito. Quando si diceva lo scontento tra gli scontenti, il grande Giuffredi, oggi abbiamo capito chi è. È stato Di Lorenzo. Di Lorenzo era lo scontento tra gli scontenti. E Di Lorenzo, poi informatevi anche voi che questo fate, quando ha firmato il rinnovo, dopo un mese si è pentito del rinnovo e andrà via. E ha fatto quest'anno c'è stato un ammutinamento vero e proprio, ma non ufficiale, perché sapevano che se facevano l'ammutinamento subivano quello che hanno subito con Ancelotti. Non mi venite a dire che il Napoli ci ha provato, non mi venite a dire che hanno fatto sacrifici. Se andavamo noi in mezzo al campo, se tu prendi 11 di noi qua in mezzo, facciamo un gol oggi. Ok, voglio ammettere con l'Atalanta, poi voglio ammettere con Bologna che sì, è bravo. Ma cioè, ragazzi, ma vi rendete conto con l'Empoli? Ok, l'anno scorso il tifoso di prima dice che non dovevamo fischiare, e perché? Come sono stati bravi l'anno scorso a prendersi gli applausi, a prendersi i caroselli, a essere portati in paradiso per 2 mesi? Così si devono prendere i fischi, si devono prendere le responsabilità, perché siamo noi la parte danneggiata, siamo noi. Cioè, alla fine si è visto palese. Cioè, che vi rendete conto che oggi sì, al massimo dovevamo vincere, poi sperare nella Fiorentina che vincesse la Conference? Cioè, ma veramente stiamo facendo? Cioè, solo chi non lo so, io spero che veramente Conte quando arrivi prende un paio di loro, ma molti di loro li mette appesi allo spogliatoio e che se ne andranno 6-7 di loro, perché così è. Anche lei pensa che da Kvara più altri 10 bisogna ripartire? Più altri 10? Io dico Kvara più altri 5, basta. Kvara, Politano, Rachmani, Lobotka, c'è Ngong, perché non è che lo puoi lasciare via dopo 2 anni. che ha dimostrato di avere un... Sì, ma il resto devono andare via tutti. Devono andare via tutti, cioè ragazzi è palese. Non lo so come la vedete voi, cioè, come fate a non dire, a non vedere, a non dire che il Napoli andava in campo, i giocatori andavano in campo e non ci provavano a segnare, perché non ci hanno provato a segnare, perché non voglio pensare che Di Lorenzo l'anno scorso sapeva marcare e quest'anno andiamo a giocare a Empoli, il difensore salta e lui sta a mezzo metro. Non voglio pensare che Juan Jesus l'anno scorso sì, ha fatto la panchina, ha giocato 5 partite, ma te la insegnano nell'ABC, che quando arriva la palla dall'alto il difensore non la deve far cadere. E a Cagliari che fa? Fa cadere la palla invece di andare lui incontro. È l'ABC della scuola calcio. I pulcini non fanno questi. Allora, quando è il 31 verrà ufficializzato Conte? Ok, si allora, dice che... verrà ufficializzato Conte, te lo dico, poi ci scriviamo, perché ha firmato Conte, ha firmato a marzo. Ma questa è la notizia allora che stiamo dando noi. No, ma lo sanno, anche questo. È più vicino al Napoli, però finché non è ufficiale non possiamo dire che... Lo so perché non è ufficiale, però ci state dentro. E secondo me ci sia stato qualcosa all'interno a dire, come hai detto tu poco fa, che Conte è uno che prende le squadre che non voleva andare in Coppa. Allora i giocatori hanno saputo questo e quindi qualcuno io penso non che per chiunque sarebbe arrivato forse era meglio partire da zero, Conte voleva così, perché sia con la Juve sia con l'Inter e con il Tottenham, col Chelsea ha preso squadre e l'ha detto lui nell'ultima intervista: io prendo squadre che vengono dal nulla, perché anche a Belve l'intervista con la... perché è facile andare in una squadra che già funziona, io vengo e ci metto poco. Quindi queste... Anzi, rischi solo di bruciarti se la squadra funziona e le cose vanno male, questo lo penso anche. Lui sta cercando anche di trattenere almeno per un altro anno Osimhen, però comunque noi sappiamo benissimo che lui vuole andare via, a noi servono soldi per fare la squadra, a quelle cifre di rinnovo non può restare. E quindi queste a me dispiace solo per noi tifosi, perché possono essere successe 3000 cose, ragazzi, nello spogliatoio, con il presidente, con i giocatori, con i massaggiatori, ma loro dovevano andare in campo per rispettare una città, uno scudetto e per rispettare noi tifosi. Questo è. Ti ringrazio dello sfogo, grazie mille.